Un sedicenne di Licata è finito ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso con una piccola ferita alla tempia e con un forte mal di testa, con un proiettile in testa trovato successivamente. Diverse le piste seguite dagli investigatori. Pare che lo stesso abbia riferito di essere caduto. In realtà, quando i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti strumentali, hanno scoperto che il minorenne aveva un proiettile di circa 7 mm in testa. Qualcuno evidentemente gli avrà sparato. Accertata l'emorragia dall'ospedale di Licata, il ragazzo è stato trasferito immediatamente al Sant'Elia di Caltanissetta, dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico. L'adolescente ora è in prognosi riservata. Già da ieri sera al San Giacomo d'Altopasso di Licata è stata avvisata la Polizia di Stato, che si sta occupando delle indagini. È un mistero cosa sia accaduto all'adolescente, anche perché lo stesso minore ha riferito di avere sbattuto la tempia cadendo. Inizialmente anche i medici che lo vedevano in piedi e cosciente gli avevano creduto. Poi, quando è iniziato a star male e fatti gli accertamenti più approfonditi, strumentalmente è stato trovato il corpo estraneo nella testa. Diverse le piste seguite dai vari investigatori.